Cosa ha fatto Regione Veneto sul cibo? Ha fatto questo piano di sorveglianza di FAS nei prodotti agroalimentari della zona rossa e zona arancio. Cosa vuol dire? Che ha, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico, con ARPAV, eccetera, hanno analizzato i prodotti delle aziende agricole, attenzione perché qui è una cosa che ci fa pensare, delle aziende agricole con una superficie elevata, quindi per esempio superiore a una determinata metratura di ettari, quelle aziende agricole che rivendono nella grande distribuzione. Paradossalmente tutti i piccoli agricoltori, a cui anche noi gruppi di acquisto solidale, ma non solo, tutti quei piccoli agricoltori verso i quali la cittadinanza è spinta anche ad andare a fare la spesa, no? Per riconoscere comunque il valore aggiunto del chilometro zero, tutti i piccoli sono stati esclusi dalle normative, dalle ricerche della Regione Veneto, ricerche comunque e analisi che per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale dal 29/12/2023 non sono ancora stati pubblicati e la cosa è gravissima. È un'analisi che è stata fatta a livello stagionale, abbiamo mandato diverse PEC alla dottoressa Russo della Previdenza Alimentare della Regione Veneto e ci ha sempre comunicato il numero di campionamenti che erano stati fatti e ormai insomma ormai le analisi dovevano essere finite ancora un anno fa, però la Regione Veneto non ha pubblicato niente. Diversamente ha lasciato intendere e ha emanato qualcosa invece sull'origine animale, non geolocalizzando, è il nominativo delle varie aziende che sono state analizzate, diciamo. Hanno visto invece le analisi degli alimenti di origine animale che comunque le uova è l'alimento che principalmente contiene più contaminante e che non andrebbe mangiato. Si parla sempre di uova di galline comunque allevate a terra, non parliamo di allevamenti industriali, cioè parlo delle galline. Le galline che sono i polli che sono allevati in batteria e al coperto sono meno a rischio invece delle galline, quelle genuine che razzolano nei nostri campi, nelle nostre campagne e colline.